Per noi l'arteria 251 rimane fondamentale. C'è il tema ancora in discussione del passaggio della SP 251 che è provinciale ad ANAS. Questo permetterebbe di accedere magari a risorse in più, poi c'è il tema della gestione e il tema delle strade storiche. Insomma, ci sono molti problemi che dobbiamo affrontare, ma dalla strada si parte. Chiusure o aperture a singhiozzo, limitazioni, la viabilità sulla 251 della Val di Zoldo resta un terno al lotto pur nella certezza che gli interventi di messa in sicurezza in quell'arteria importante saranno eseguiti. Sarà pubblicata domani la revoca dell'ordinanza della scorsa primavera che vieta il transito a moto e biciclette, cui la circolazione è stata interdetta immediatamente dopo l'incendio che arrivò a lambire la strada e rese ancor più fragili i versanti che la costeggiano e che devono essere consolidati non solo per la sicurezza degli automobilisti, ma per la sopravvivenza di un'intera vallata. Da oggi, intanto, circolazione regolare a ridosso del tratto di strada franato in località Ospitale. Molte persone lavorano a Longarone, devono accedere alle fabbriche o alle attività in pianura e si trovano spesso con la strada chiusa, impercorribile d'inverno, poi con i passi innevati. Si capisce benissimo che non c'è la possibilità di programmare un futuro. Felici per gli eventi come il Giro d'Italia, afferma il primo cittadino di Val di Zoldo, che però chiede a gran voce che la sua terra e i cittadini che la abitano e le imprese abbiano pari opportunità di vita e di lavoro. Per noi è una delle priorità fondamentali, la viabilità del 251 è strategica. Questo è quello che lei auspica per il 2023, di dare, come dire, una svolta, una soluzione alla 251? Sicuramente sì, anche in prospettiva Olimpiadi, perché ricordiamo che il 251 è forse l'unica e più importante alternativa all'Alemagna.